Bisogna controllare i prezzi qua, la roba quella che costa meno, perché le pensioni le quelle che non si può fare altro. Bisogna arrangiarsi, insomma. Diminuire un po', no? Comprare un po' meno. Nei supermercati vedo che costa carissimo la frutta. E mi pare che ogni volta che si va a fare la spesa, ogni volta la cresce sempre. Aumenti i prezzi salati, non resterà che stringere la cinghia, commenta la piazza. La gente è alle prese con i conti della gestione familiare che non tornano. Colpa dell'IVA aumentata, si dirà. Sta di fatto che per capire cosa succede basta guardarsi attorno. Dal mercato escono borse cariche ma di frutta e verdura in offerta, non certo con prodotti di prima qualità. I banchi del biologico locale non hanno code, le vendite sono in calo, assicurano gli addetti. Stando attenti nella spesa cercano di comprare comunque un prodotto buono. Va a comprare nei supermercati dove magari la qualità è un po' minore, insomma. Risparmia, però là è sempre spendo qualcosa in più per mangiare bene o risparmio su altro. Questo è il discorso. Benzina e gasolio alle stelle, l'effetto sarà disastroso per tutte le merci che viaggiano su gomma, l'aumento dell'IVA penalizzerà tutti, anche i comuni. È di queste ore la nota dell'ANCI secondo la quale l'aumento porterà ad un aggravio per le casse dei comuni veneti di circa 12 milioni di euro, un ulteriore salasso per le casse già provate dei municipi. Noi continuiamo a non capire qual è la logica di ragionamento del nostro legislatore a Roma. Ci sono provvedimenti che non hanno né capo né coda. Quindi a questo punto ci vuole un segnale forte per far capire che i comuni come i nostri, che sono comuni virtuosi, vanno tutelati.